Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Respinta la mozione di sfiducia al presidente della regione Schifani. 41 no contro 26 sì. Nessun colpo di scena dunque in aula all'Ars. Corruzione e peculato, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e altri 5 imputati. Il 21 gennaio 2026 si aprirà l'udienza preliminare. Arrestata a Catania grazie a Santa Paola, cugina dello storico capomafia all'ergastolo e moglie di un altro boss. In città quel nome suscita ancora timore, anche se Cosa Nostra, ormai senza un unico capo, si è spartita ai settori dove penetrare con i soldi della droga e del gioco d'azzardo. 3 arresti per il sequestro lampo di un 17enne a settembre a Vittoria del Ragusano. Il capobanda, uno dei massimi esponenti della locale stida mafiosa, ma il giallo rimane. Il procuratore di Catania Curcio dice che non c'è la prova che sia stato pagato un riscatto. Il rogo delle auto delle Fiamme Gialle a Modica, fermato un tunisino, ha danneggiato anche altri 2 veicoli e la facciata della caserma. A Catania, dopo la maxi operazione in via Plebiscito, la Polizia Municipale ha elevato una raffica di contravvenzioni in Corso Indipendenza. Street control in azione e multe a tappeto anche in via Vittorio Emanuele. La Lettera, un vero classico del teatro gestuale contemporaneo che in oltre 30 anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e adesso anche quello del teatro Donna Fugata di Ragusa. Calcio, il Catania consolida il primo posto in classifica dopo la sconfitta di ieri della Salernitana a Benevento. La grande occasione di confermare il primato passa dalla gara di venerdì al Massimino contro il Crotone. Al Massimino atteso il pienone. Bentrovati, non passa la sfiducia a Schifani. A scrutinio palese, solo 26 deputati su 41 votano la mozione a Palazzo dei Normanni. Vibrante il dibattito in aula. Schifani dall'opposizione, nessun progetto, solo accuse. Ci dice tutto Roberta Lunghi. Il risultato della votazione è 26 favorevoli alla mozione di sfiducia, 41 contrari alla mozione di sfiducia, pertanto la mozione è respinta. Non ci sono stati colpi di scena all'Ars, Schifani rimane al suo posto. La mozione di sfiducia proposta dai partiti dell'opposizione non passa. Il dibattito iniziato dopo le 14 ha visto prima gli interventi dei deputati di opposizione, poi quelli di maggioranza che hanno confermato la fiducia al presidente della regione. A sostegno della mozione ha votato anche il gruppo di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, che ha ammonito l'opposizione di dare l'ultima possibilità e poi di proseguire con il proprio governo di liberazione. Tesi gli interventi dell'opposizione. Ha deciso di fare il presidente per interposta persona, affidando lo scettro del potere al suo amico Cuffaro. Il re è nudo, il re Schifani è nudo. Così Ismaele Lavardera di Controcorrente. Per Antonio De Luca dei 5 Stelle è un governo travolto da scandali in serie e fortemente delegittimato dalle inchieste della Procura. I partiti di maggioranza di centrodestra, DC, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Popolari e Lega hanno così confermato la fiducia al governo Schifani, 3 i deputati della maggioranza assenti. Al termine del dibattito la lunga relazione del presidente Schifani, che si è difeso dalle accuse mosse dai parlamentari contenute nella mozione con 15 punti, nei quali i firmatari attaccano il governatore su diversi fronti, tra cui appalti e sanità, ma anche sul piano politico. L'opposizione, ha detto Schifani, non ha mai fatto una proposta. 3 ore di interventi con accuse di nefandezze, ma il progetto? E la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Sentiamo il punto da Luca Ciliberti. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone, tra cui l'ex portavoce del politico Sabrina De Capitani e l'imprenditrice Caterina Cannariato.
Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il GIP ha fissato l'udienza preliminare al 21 gennaio prossimo. Delle due ipotesi di corruzione, una di queste è già stata archiviata, quella inerente il Capodanno di Catania, quindi la vedo assolutamente favorevolmente. Certo, mi dispiace che sia rimasta ancora in piedi questa ipotesi di peculato per l'utilizzo dell'auto, ci auguriamo di poter chiarire quanto prima. Valuterò, anzi addirittura, se volete potete assolutamente anticiparlo, quella che è anche la voglia di voler chiarire quanto prima, quindi sto valutando anche quello che può essere un giudizio immediato. Oltre a Galvagno, l'ex portavoce, e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l'imprenditore Alessandro Lessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, e per Roberto Marino, all'epoca dei fatti autista del presidente dell'ARS. Secondo i PM, Galvagno e la De Capitani avrebbero piegato gli interessi pubblici a quelli privati della Cannariato, rappresentante in Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario e vicepresidente della Fondazione Tommaso Dragotto, facendo finanziare dalla presidenza dell'ARS una serie di eventi. A Galvagno e all'ex autista Marino sono poi contestati il reato di peculato per l'uso a fini privati dell'auto blu di servizio, un Audi A6, che sarebbe stata per 60 volte a disposizione del presidente, dell'autista, della segretaria e dell'ufficio di gabinetto per scopi personali. Infine Marino e Galvagno rispondono di truffa e falso. L'ex autista avrebbe dichiarato decine di missioni mai fatte e vidimate proprio da Galvagno, intascando circa 19.000 euro per rimborsi spese e diarie. Arrestata a Catania Grazia Santapaola, cugina dello storico boss Nitto Santapaola. La donna era a capo della famiglia mafiosa che controlla da decenni la criminalità in città e si vantava: siamo il sangue blu della mafia. Vediamo. Grazia Santapaola non è solo la cugina dello storico capomafia ergastolano Nitto Santapaola e moglie del boss Turi Amato, capo del gruppo di via 80 Palme a Catania. Grazia Santapaola comandava ed esercitava il suo potere gestendo direttamente gli affari della cosca. Ecco perché stamattina la donna è stata arrestata dai carabinieri del ROS in una inchiesta della procura etnea. Era lei, ad esempio, che all'interno della cosca gestiva il sostentamento delle famiglie dei detenuti, gestiva gli affari illeciti anche nel centro storico di Catania e risolveva, si legge nell'ordinanza, svariate criticità con i clan rivali, definendo onore, potere e prestigio mafioso dei Santapaola. Il conflitto del 2023, ad esempio, che vide i Santapaola Ercolano contrapporsi al clan Cappello, vide anche Grazia Santapaola in prima linea. Si sarebbe mossa in difesa dell'onore della famiglia di sangue. In alcune intercettazioni, zia Grazia si vantava di essere il sangue blu della mafia, perché a Catania ancora il nome dei Santapaola comanda e incute timore. Il boss Nitto oggi ha 87 anni, da 32 anni è rinchiuso in carcere, ma il suo potere non ha subito flessioni. Nella relazione semestrale della DIA emerge che i Santapaola Ercolano hanno un proprio referente provinciale e i propri sottogruppi dislocati in ogni singolo quartiere di Catania, divenendo riferimento persino in zone come Ragusa, Siracusa, Enna e in vaste aree del Messinese. A Catania poi la mafia è presente, mutevole e interconnessa. I suoi nomi sono sempre gli stessi, noti da decenni. Oltre ai Santapaola Ercolano ci sono i Mazzei, i Cappello Bonaccorsi, i Laudani, i Cursoti milanesi, i Pillera di Mauro e i Piacenti. Ma ciò che cambia è il modello, non è più piramidale ma reticolare e orientato agli affari più che alla supremazia. I clan si spartiscono porzioni di città e settori economici, c'è chi controlla i cantieri, chi gli alloggi popolari, chi i rifiuti e le pompe funebri e le piattaforme di logistica e trasporto. Tutto è disciplinato, silenzioso, sotto traccia. Ma per tutti i soldi arrivano dalla droga e dal gioco d'azzardo. L'arresto di Grazia Santapaola dimostra quanto sia forte il legame di sangue all'interno delle organizzazioni mafiose. Perdonatemi. Il suo ruolo oggi sia svolto da una donna evidenzia altresì quanto sia preponderante il ruolo femminile all'interno del tessuto criminale, lo afferma la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. E c'è una svolta nel sequestro lampo del giovane di Vittoria avvenuto lo scorso settembre. Arrestati 3 mafiosi guidati da Gianfranco Straguadaini, che nel Ragusano voleva creare un suo gruppo criminale, come ci racconta Adelaide Barbagallo.
La mafia voleva alzare il tiro a Vittoria con una tecnica tutta nuova, il sequestro lampo, cui segue la richiesta di riscatto. Ma il sequestro del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto lo scorso 25 settembre, durato 24 ore, è stato fatale al gruppo criminale. L'azione eclatante ha subito fatto scattare le indagini della Procura distrettuale antimafia di Catania. A poco più di 2 mesi è arrivata la svolta. 3 componenti del comando sono stati arrestati. Si tratta di Gianfranco Stracquadaini, Stefano La Rocca e Giuseppe Cannizzo. Stracquadaini, pericoloso latitante, è stato arrestato lo scorso ottobre. Stava creando un proprio gruppo criminale mafioso nel Ragusano. Si era reso irreperibile dopo aver tentato di uccidere un ex collaboratore di giustizia, Roberto Di Martino, del clan Carbonaro dominante. Sono ancora tanti però i contorni della vicenda da chiarire. Il padre del giovane è un noto imprenditore del settore ortofrutticolo. Al momento non è certo se abbia pagato o meno una somma ai sequestratori. Bisogna chiarire meglio il contesto in cui è avvenuto, le alleanze criminali che ci sono alle spalle, e bisogna anche completare il quadro indiziario nei confronti di altri soggetti. Dalla vicenda emerge anche come non ci sia più contrapposizione tra mafia e Stida. Gli equilibri sembrano molto fluidi, le alleanze molto fluide e le contrapposizioni sono un ricordo del passato. Analizzando centinaia di dati, intercettazioni, tabulati, videoriprese, gli inquirenti sono riusciti a individuare il nascondiglio dove è stato tenuto il ragazzo. Le indagini proseguono per individuare altri responsabili. Nuovo scandalo sanità a Palermo. Gli indagati parlavano di generi alimentari, ma in realtà erano tangenti per 50.000 euro, somme pagate in contanti per manipolare appalti da 200 milioni per forniture sanitarie agli ospedali del capoluogo. Sentiamo Maglio Viola. Ammontano a quasi 48.000 euro le tangenti che sarebbero state pagate per manipolare 2 appalti di fornitura ospedaliera a Palermo. L'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato ieri a 5 provvedimenti di arresti domiciliari e 7 interdittive dai pubblici uffici oppure da attività imprenditoriali. Lo ha deciso il GIP di Palermo Cristina Lobue dopo gli interrogatori preventivi dello scorso 13 novembre nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta scaturita dall'operazione Sorella Sanità. Uomo chiave di questa vicenda ancora una volta il commercialista Ninni Sciacchitano. Al centro delle contestazioni ci sono 2 gare, una per la fornitura e la sterilizzazione del materiale chirurgico della grande azienda ospedaliera Arnas Civico, l'altra per il servizio di noleggio e pulizia della biancheria per l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, entrambe di Palermo. Sciacchitano, commercialista e revisore dei conti, è un ex componente del collegio sindacale dell'ospedale civico e dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Per lui si tratta della seconda ordinanza di arresti domiciliari dopo quella scattata nel mese di giugno e che ha portato anche alla sua decadenza da tutti gli incarichi pubblici ricoperti anche alla regione. Il valore complessivo delle gare è pari a 200 milioni di euro. Secondo l'indagine, per favorire le aggiudicazioni attraverso turbativa d'asta, sarebbero stati pagate tangenti per 47.820 euro. Un passaggio di denaro contante documentato dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine. Delle tangenti gli indagati parlavano liberamente al telefono, ma definendole generi alimentari, un modo per dissimulare ma neanche troppo complesso da decifrare. Contestualmente, per gli imprenditori vincitori delle gare è stata disposta l'interdizione dell'attività imprenditoriale per 1 anno. A Modica adesso aveva incendiato 3 auto della Guardia di Finanza. Ora è stato arrestato un tunisino con precedenti per un altro incendio doloso. Era pronto a darsi anche alla fuga. Ancora sconosciuto il movente. Veronica Barbarino. Non era la prima volta. Il tunisino arrestato oggi per aver appiccato il fuoco a 3 auto della Guardia di Finanza aveva precedenti penali per aver incendiato la porta d'ingresso di un centro di mediazione culturale qualche anno fa e per reati contro la persona. Il 27 novembre, si vede nelle immagini di videosorveglianza, ha dato fuoco a un'auto di servizio della Guardia di Finanza a Modica, danneggiando altri 2 veicoli parcheggiati vicino e alla facciata della caserma. Sulle motivazioni di questo grave episodio stiamo ancora lavorando, stiamo cercando di verificare se nella storia personale o nei precedenti di questo soggetto vi sia la chiave per capire la ragione di un atto così grave e così gratuito allo Stato. L'operazione congiunta della Procura di Ragusa, Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato al fermo del tunisino. È partito da Modica Alta, ripreso con una tanica di benzina in mano, ha percorso circa 15 minuti a piedi, da Modica Alta sino alla caserma, posizionando poi questa tanica sotto l'autoveicolo al quale poi ha dato fuoco.
innescando l'incendio con un foglio di giornata acceso. Durante il blitz nella sua casa, il tunisino, con un coltello in mano, ha tentato la fuga saltando da una finestra, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. In casa sono stati trovati gli abiti usati nell'incendio e una valigia pronta, probabilmente per darsi alla fuga. L'arrestato ora è accusato di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Armi e cocaina per 100.000 euro in una cassaforte tenuta sotto il letto. Arrestato a Siracusa un 36enne. Sentiamo Roberta Lunghi. Una cassaforte nascosta sotto il letto, celata dentro un sacchetto di plastica. All'interno armi clandestine, 1 chilo di cocaina e 7.000 euro in contanti. È lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della squadra mobile di Siracusa, aiutati dal fiuto di un cane del reparto cinofili di Catania, durante una perquisizione domiciliare che ha portato all'arresto di un siracusano di 36 anni. I poliziotti hanno effettuato il controllo nell'abitazione per i sospetti maturati nei confronti dell'uomo, trovato infatti in possesso di una pistola con matricola a brasa, un revolver privo di matricola e munizioni. Accanto alle armi e alla droga diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori la cocaina, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno superiore ai 100.000 euro. L'uomo, accusato di spaccio e detenzione di armi, è stato condotto al carcere di Cavadonna. A Catania la polizia ha sorpreso un 47enne mentre rincasava con 40 tipi di fuochi d'artificio per un peso complessivo, pensate, di oltre 150 kg. L'uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente. Emanuela Corsi. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si fanno sempre più serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare la compravendita illecita o la detenzione di botti illegali, la cui pericolosità spesso trasforma una giornata di festa in una tragedia. L'ultimo episodio a Catania, dove un uomo di 47 anni è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente. La Polizia di Stato ha fermato sull'uscio il 47enne mentre stava rincasando con questi 10 imballi che vediamo nelle immagini, contenenti 155 kg di esplosivi. Sullo scatolone era impresso un pittogramma utilizzato in genere proprio per il trasporto di materiale esplosivo che ha immediatamente catturato l'attenzione del nucleo artificieri. L'uomo non è riuscito a dimostrare la provenienza della merce, facendo presumere che si sia rifornito in modo illecito e non in un deposito autorizzato. Poche settimane fa, sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha sequestrato un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere, scongiurando così il verificarsi di concreti pericoli per l'incolumità dei cittadini. Il maxi sequestro è stato eseguito in un hub di spedizioni dove era arrivato un carico di oltre 255 kg di esplosivo, una spedizione da record in quanto finora non era mai accaduto che venisse rinvenuta una simile quantità di esplosivo inviata tramite corriere. Offensiva bis. Dopo la maxi operazione in via Plebiscito, la polizia municipale si concentra su Corso Indipendenza, raffica di verbali, street control in azione e multe a tappeto anche su viale Vittorio Emanuele, come ci racconta Tonino De Mana. Multe a raffica, carro attrezzi, verbali per violazioni amministrative al codice della strada e per abusivismo commerciale. Dopo i controlli a tappeto in via Plebiscito effettuati la settimana scorsa, la Polizia Municipale di Catania ha preso di mira, questa volta, il trafficato Corso Indipendenza, un'altra zona nevralgica, ma soprattutto un'altra zona dove predominano indisciplina ed anarchia. Di buon mattino l'offensiva, per molti versi simile all'operazione portata a termine in via Plebiscito, con una trentina di vigili impegnati a far rispettare le regole e quindi il codice della strada. Radicata e cattiva abitudine quella della sosta in doppia fila, nel caso che vi mostriamo in prossimità di una fermata AMTS, inevitabile la sanzione. Dopo una serie di verbali dove non sono mancati momenti di tensione, finalmente liberati anche gli stalli riservati ai portatori di handicap. Il numero elevato di agenti, mai visti così tanti da queste parti, ha suscitato curiosità dal basso e dall'alto. In tanti hanno assistito dai balconi chiedendo se fosse accaduto qualcosa di particolare. Stupore e posteggio senza assilli per questa automobilista munita di pass per disabili. Grazie oggi ai vigili urbani ho trovato il posto libero senza avere problemi. Lei ha un pass per disabili e trovare posto qua al Corso Indipendenza com'è? È un po' difficile, Perché? Perché le persone non capiscono chi ha problemi.
Altri 60 verbali, questa volta utilizzando lo street control, sono stati elevati per parcheggio in sosta vietata o sui marciapiedi in via Plebiscito e in via Vittorio Emanuele. Il teatro adesso, dalla Groenlandia al Giappone, con 1800 repliche internazionali. La lettera di Paolo Nanni arriva a Ragusa. Lo spettacolo, ormai un classico del teatro gestuale contemporaneo, ha incantato il pubblico di Ragusa dietro il sipario. Veronica Barbarino. Un uomo entra in scena, prova a scrivere una lettera, ma tra sorprese e imprevisti scopre di non aver scritto nulla. Questa semplice storia si ripete 15 volte, ciascuna con una variante diversa. All'indietro, horror, circo, senza mani, trasformando questi gesti in un gioco comico e creativo. E la lettera, lo spettacolo cult di Paolo Nani, che ha stupito il pubblico di Ragusa dietro il sipario, al Teatro Donna Fugata. Sembra quasi un paradosso, in un festival che indaga la parola, scegliere uno spettacolo che non ha parole in scena. Lo spettacolo di Paolo Nani ci restituisce il senso straordinario e poetico del gesto, che riesce a restituire la complessità del nostro tempo più di qualunque altra parola. Lo spettacolo, affermatosi come un vero classico del teatro gestuale contemporaneo, ha conquistato in oltre 30 anni il pubblico di tutto il mondo, con più di 1800 repliche. Ogni volta è una cosa diversa. Io sono una persona diversa ogni giorno e ricevo stimoli e ispirazioni da cose diverse ogni giorno. E quindi chissà com'è oggi lo spettacolo, mi domando, ma perché non lo so neanch'io. E questa è la cosa bella. E quando questo succede, allora funziona. Il teatro diventa quindi gioco, poesia e meraviglia, omaggiando il linguaggio universale del corpo e la capacità di far ridere e commuovere senza le parole. Bene, ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché già è esaurita la disponibilità dei biglietti per la curva nord del Massimino in vista della partita di venerdì contro il Crotone. Il Catania ci arriva da capolista dopo la sconfitta della Salernitana a Benevento. Sentiamo Francesco Triolo. La vittoria del Benevento sulla Salernitana lascia il Catania al primo posto in classifica in un turno che per i rossazzurri migliore non si poteva immaginare. 3 punti guadagnati sulla Salernitana e sul Cosenza, sconfitto a Foggia. E adesso per la squadra di Toscano c'è anche la possibilità di dare continuità, visto che nell'anticipo di venerdì sera al Massimino arriva il Crotone, mentre domenica il Benevento andrà a Cava, la Salernitana giocherà in casa col Trapani e il Cosenza riceverà il Picerno, non certo partite agevoli. E cresce l'attesa, tanto che la curva nord è già esaurita, mentre si registra una bassa disponibilità in curva sud e tribuna A inferiore, segnale che il Massimino potrebbe registrare una buona cornice di pubblico anche venerdì sera, seppure con l'incognita del meteo. Toscano, da parte sua, non ha grandi novità nei giocatori a disposizione. Ierardi, che ha finito di scontare la squalifica, è comunque indisponibile dopo l'operazione, e l'unico giocatore le cui condizioni sono da valutare è Donnarumma. Per il resto non ci sono al momento altre novità sui disponibili rispetto alla partita di Picerno. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Crotone, reduce dalla vittoria col Giuliano e che ha conquistato 7 punti nelle ultime 5 partite. I calabresi, trascinati da Guido Gomez, adesso vogliono accelerare per consolidarsi nella parte alta della classifica. Ci fermiamo ancora per una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia dalle agenzie, perché Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna, uomo di collegamento dei fratelli Graviano al nord Italia, è stato arrestato oggi nel Tribunale di Firenze per aver violato una prescrizione imposta con gli arresti domiciliari. Avrebbe ricevuto, questa l'accusa, una persona nella sua abitazione di Trabia a Palermo. La misura gli è stata notificata al termine dell'udienza preliminare, in cui è imputato per favoreggiamento personale
personale e calunnia nei confronti, fra l'altro, del giornalista Massimo Giletti. Bene, questa era l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, è tutto. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata, grazie per essere stati con noi, arrivederci.